Abbiamo in questo momento circa 110 ospiti, accogliamo appunto cani che arrivano dal presidio veterinario e cani che arrivano dai privati. Ci sono due tipi di abbandono. Arriva il cane dal presidio veterinario, che quindi è stato accalappiato sul territorio senza chip e il padrone, diciamo, non l'ha mai riscattato. Dopo un 8 giorni di permanenza presso il canile sanitario, dove viene curato, viene chippato, viene sterilizzato, viene vaccinato, il cane viene portato al canile di Rubano. Oppure ci sono i cani, le cessioni da privato, cioè abbiamo molte persone che per vari motivi non possono più tenere il cane, quindi ci contattano per chiederci di accogliere il loro cane. E questi sono tutti cani ovviamente chippati, che non possono essere rilasciati sul territorio perché altrimenti il padrone verrebbe rintracciato. Dietro di me ci sono due cani stupendi con una storia bellissima. Un Rottweiler Miranda ha una storia molto bella, perché è una storia che finirà domani con l'adozione in una casa. E l'altro è Balto, è arrivato da poche settimane, per cui prevediamo anche per lui una storia bella, a lieto fine come sempre. L'intervento del presidio veterinario su Miranda è stato molto importante, perché Miranda viene da una situazione di disagio, è stata accolta al presidio veterinario a febbraio, ha subito 2 o 3 interventi agli occhi, adesso Miranda sta molto bene e quindi ci tengo a precisare questo, che è stato veramente importante la collaborazione del servizio veterinario in questo caso, e poi è arrivata da noi e abbiamo cercato di trovare una famiglia adatta a Miranda, individuata la famiglia che ha altri 2 Rottweiler maschi, e domani abbiamo fatto le prove di compatibilità con questi cani per vedere appunto che Miranda vada d'accordo, e domani Miranda viene affidata definitivamente a questa nuova famiglia. I servizi veterinari delle ASL della Regione del Veneto hanno l'obbligo di offrire assistenza ai cani di rifugio del territorio. Sono anche incaricati, per quanto riguarda il territorio della Regione Veneto, ognuno per il territorio di propria competenza, di recuperare i cani vaganti dal territorio, di ricoverarli presso il canile sanitario, di restituirli al proprietario qualora possa essere identificato, o in alternativa di provvedere alle loro cure e alla loro sterilizzazione e successivamente darli in affidamento o a privati o ai canili rifugio convenzionati con i comuni del territorio. Noi nel 2017 ne abbiamo raccolti oltre 1300 vaganti. Questo vuol dire che vengono ricoverati al canile sanitario, vengono controllati, identificati, rintracciato il proprietario e restituiti. Riusciamo a restituire una percentuale variabile dal 60 all'83-84% a seconda del territorio. In alcuni territori l'attenzione che il proprietario mette verso il proprio animale è più importante, in altri territori invece c'è una minore attenzione, però mi sembra che il territorio stia migliorando via via.